Dalla panchina al divano da un amico, la nuova vita dei due fratelli sessantenni sfrattati di dolo insieme alla cagnolina mezza cieca, ma la soluzione resta temporanea. Hashish e cocaina già pronte per essere smerciate. Arrestati a Castello a Venezia due uomini dell'Algeria di 45 e 47 anni ieri sera dalle volanti dell'acqua del 113. I clienti li attendevano alla porta. Mancato rispetto delle regole, stipendi pagati in ritardo, così il sindacato sulla situazione Sigma di Marghera denuncia lo stato di agitazione e le giornate di sciopero. Superpoteri Roma Capitale, ma da Venezia arriva l'appello unanime al governo di riconoscere la specificità della città viste le sue innumerevoli peculiarità e delicatezze. Manildo, Conte e Marcato brindano insieme alle regionali d'autunno, lo hanno fatto questa mattina all'ultimo miglio per la tradizionale ombra di bianco del 1° agosto. Rinvenuti 7 ordigni bellici inesplosi a Forte Marghera a Mestre. Si tratta di proiettili di cannone emersi dall'area di cantiere della casermetta napoleonica numero 9, la rimozione affidata all'esercito. Dopo il barca Velox, il PD regionale chiede un piano del traffico in laguna per raffrontare una volta per tutte la questione del moto ondoso. Buonasera, bentrovati e bentrovate, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Apriamo con la storia di due fratelli di dolo che a 60 anni con la cagnolina hanno perso la casa per aver accumulato troppi ricordi. Ieri notte dormono da un amico, ma per un tempo ancora incerto la soluzione resta temporanea. Da giovedì notte dormono ospiti a casa di un amico, ma fino al giorno prima i due fratelli sfrattati di dolo di 62 e 63 anni avevano fatto del giardino del municipio la loro casa, con la panchina divenuta il loro rifugio di fortuna, con loro sempre la cagnolina mezza cieca che non hanno mai voluto abbandonare né lasciare in custodia ad alcuno, ma la loro storia è tutt'altro che chiusa. L'attuale sistemazione è temporanea, con l'incognita di una reale durata, ci dice uno dei due fratelli raggiunto al telefono. La preoccupazione è che soggetti così fragili e indifesi di notte siano preda di gruppi malintenzionati. Lo sfratto legato alle condizioni dell'appartamento, trasformato col tempo in una sorta di discarica a causa del vizio compulsivo dei due fratelli di accumulare oggetti. Il comune di Dolo sta gestendo veramente tante situazioni complesse, abbiamo anche moltissime risposte ma non sono sufficienti. Nel nostro territorio sono presenti 250 alloggi popolari, 11 di emergenza abitativa, 2 co-housing, 2 gruppi appartamento, abbiamo aperto uno sportello casa per andare incontro a tutte le difficoltà che le persone incontrano. Nonostante disagi evidenti, i due fratelli finora hanno rifiutato ogni aiuto arrivato dall'amministrazione comunale. La loro richiesta è precisa: vogliono una casa in campagna con un giardino dove tenere la cagnolina e tutto quello che sono riusciti a salvare, mobili, ricordi, un pezzo di vita, insomma. È un rifiuto inspiegabile, se non questo attaccamento morboso alla loro cagnolina, che però nel momento in cui si è potuto dare un'offerta anche di accudimento dell'animale, il fatto di potersi separare ha generato proprio un no a qualsiasi tipo di soluzione. E ci si domanda, quando si è perso tutto, è meglio incaponirsi, rifiutare ogni aiuto o accettare di avere bisogno di una mano tesa? Mi sono sentito di riprovarci, purtroppo la risposta è stata sempre no, e quindi veramente c'è da interrogarsi, no, su come intervenire in casi come questi, dove occorre certamente tanta umanità, però forse anche una disponibilità verso una corrispondenza che una solidarietà deve avere. Così dunque da Dolo siamo alla cronaca. Hashish e cocaina già pronte per essere smerciate. Sono stati arrestati a Castello, a Venezia, 2 uomini originari dell'Algeria di 45 e 47 anni, arrestati dalle volanti dell'acqua del 113. I clienti li attendevano alla porta.
Gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno eseguito altri 2 arresti per droga. Giovedì all'alba hanno bloccato 2 algerini nello scantinato di un'abitazione a Castello. Nascondevano 100 grammi di hashish, 15 di cocaina e 27 dosi pronte per essere vendute, oltre a bilancia, coltellini e materiale per confezionare gli involucri. Gli agenti sono risaliti ai 2 nordafricani di 47 e 45 anni, anche grazie alle testimonianze dei residenti preoccupati del continuo via vai sotto casa. Dei 2, uno non ha precedenti, quindi ha patteggiato 1 anno. L'altro, il più grande, invece, ha già scontato 6 anni per droga e nel frattempo resta in carcere. Salgono così a 68 le misure di prevenzione emesse dalla Questura nel mese di luglio, 40 per persone socialmente pericolose allontanate da diversi comuni e 25 per avvisi orali. Nell'operazione alto impatto di martedì a Mestre e Marghera sono state controllate 80 persone e un irregolare allontanato, mentre negli ultimi 6 giorni i poliziotti delle volanti e dei commissariati hanno rintracciato 7 irregolari e 6 di questi accompagnati nei CPR, 1 alla frontiera. Le espulsioni si aggiungono alle 15 disposte a luglio. Si è conclusa con il recupero della refurtiva e con 2 denunce tra Padova e Venezia l'indagine sul furto commesso nel Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. Recuperati dai carabinieri di Battaglia Terme gli oggetti trafugati dal Museo della Navigazione Fluviale nel febbraio scorso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Padova, hanno portato i militari a perquisire un'abitazione e un magazzino in provincia di Padova. Lì i carabinieri hanno recuperato numerosi beni di valore storico e culturale, tra cui libri, fotografie d'epoca, documenti e oggetti legati alla navigazione fluviale. In una seconda perquisizione in provincia di Venezia, all'interno di una casa, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 modelli di imbarcazione riconducibili alla collezione del museo. 2 italiani sono stati denunciati per furto e ricettazione. Tutti i beni recuperati, come disposto dai magistrati, sono stati invece restituiti al comune di Battaglia per essere ricollocati nel Museo della Navigazione Fluviale. Un'operazione, questa dei carabinieri, che ha permesso così di restituire simbolicamente al sindaco e quindi a tutta la collettività un patrimonio culturale rilevante che fa parte dell'identità e della storia della Bassa Padovana. Non c'è pace per la Trevu Sigma di Marghera, il sindacato denuncia mancato rispetto delle regole nonostante l'incendio di maggio 2020 con 2 feriti gravi e stipendi pagati in ritardo. Proclamato lo stato di agitazione che potrebbe sfociare in giornate di sciopero. La Sigma di Marghera impiega una quindicina di dipendenti. Purtroppo, dice Emanuele Battiston della segreteria della FEMCA CISL Venezia, segnaliamo un caos all'interno dell'azienda dove tutti fanno tutto e non c'è formazione. Superpoteri a Roma Capitale, ma da Venezia arriva l'appello unanime al governo di riconoscere la specificità della città viste le sue innumerevoli peculiarità e delicatezze. Noi crediamo che se c'è una città speciale nel mondo, unica nel suo genere, unica per le esigenze e per le modalità anche della vita appunto in città, sia questa Venezia. E quindi servono per la nostra città degli strumenti in più rispetto a quelli che ordinariamente tutti i comuni italiani hanno per gestire una città speciale. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge costituzionale che include Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica, accanto a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, riconoscendola come un ente territoriale di genere proprio, da Venezia arriva l'ennesimo appello affinché venga riconosciuta la sua specificità. Capiamo che Roma ha le sue esigenze, è una città molto vasta, capitale d'Italia, c'è il Vaticano, insomma, quindi nessuno toglie a Roma questo suo diritto. Dall'altra parte crediamo però che anche Venezia abbia bisogno di parità di strumenti normativi per dare le risposte che la gente chiede su turismo, residenza, possibilità di incamerare delle risorse extra per mantenere una città extra sotto il profilo anche della manutenzione fisica, e dall'altra parte anche degli strumenti per intervenire con delle norme puntuali anche sulla giurisdizione delle acque, quindi non solo il rifinanziamento della legge speciale, che è il primo obiettivo, ma anche una nuova legge speciale e, perché no, uno statuto speciale per Venezia, perché diventi una città che può decidere effettivamente sul suo territorio. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Zaia, appellandosi al governo perché abbia un occhio di riguardo nei confronti di Venezia. Credo che sia davanti agli occhi di tutti, insomma, che se Venezia è la città più speciale che c'è al mondo, ed è da 30 anni che tutte le amministrazioni di ogni colore
quando ovviamente iniziano a amministrare si rendono conto che mancano alcuni strumenti per poter fare le cose che a Venezia servono. Venezia non può essere una città che ha gli stessi poteri sulle acque e sulla giurisdizione anche del territorio che ha ogni altro comune italiano. Servono dei poteri particolari appunto perché Venezia è unica, è particolare, è speciale. E siamo alla politica. Giovanni Manildo, Mario Conte e Roberto Marcato brindano insieme alle regionali d'autunno. Lo hanno fatto questa mattina all'ultimo miglio per la tradizionale ombra di bianco del 1° agosto e non sono mancati messaggi interni e agli avversari. In bocca al lupo a chi si candida. Perché non mi guardi? Ti cercavo. Non mi guarda. Ti cercavo, ma proprio che c'è Antonella, che c'è Toni, che c'è Marcato. Non lo so ancora. Vai con Giovanni. Sì ragazzi, viva l'amicizia sempre. Sembra mettere tutti d'accordo l'ombra di bianco che, come tradizione vuole, deve essere sorseggiata il 1° agosto di buon mattino. Così è stato all'ultimo miglio di Treviso, dove il brindisi augurale è stato decisamente bipartisan, con almeno un candidato presidente, Giovanni Manildo per il centrosinistra, e 2 papabili per il centrodestra, i leghisti Mario Conte e Roberto Marcato, entrambi in attesa di conoscere l'esito del tavolo nazionale fra leader, già rinviato diverse volte nell'arco di una settimana. Vogliamo fortemente la candidatura di un presidente leghista, però questo dipende dal tavolo nazionale. L'appello che facciamo è quello di far chiarezza quanto prima, non tanto per noi che poi saremo coloro che correranno nei territori, ma per gli elettori che vogliono passare dalla fase dei nomi e delle trattative politiche alla fase dei programmi e della visione dei territori. Presidenza alla Lega che viene subito rilanciata da Bulldog Marcato, reduce dalle polemiche sul suo no alla lista Zaia, presidenza che però da sola pare non bastare. Anche qua non può che la candidatura della Lega poi cannibalizza qualsiasi altra prospettiva, cioè in giunta non c'è traccia di assessori della Lega e in consiglio arriviamo con 3 consiglieri, perché allora sarebbe comunque un disastro. Cioè, bisogna fare politica. È inutile qua arrabbiarsi per qualsiasi scherzo, bisogna fare politica e politica significa fare delle trattative a rialzo, non a ribasso. All'ultimo miglio il popolo leghista in prevalenza, considerando anche gli ex come Gian Antonio D'Arè, e non manca un esponente dei meloniani, data in rampa di lancio per Palazzo Ferrofini, Gloria Sernagiotto, assessore a Treviso. La Meloni vuole il miglior candidato per il Veneto, come tutti noi del resto, per cui sapremo trovarlo, sapremo fare sintesi, lo dobbiamo ai nostri elettori. Ma il 1° agosto non è affare solo leghista, parla di tradizioni venete lo stesso Manildo, il tema identitario, fa intendere, non è monopolio di nessuno. È una tradizione delle nostre campagne, i Dodei del Vin Bianco sono una tradizione che anche mia nonna e mio papà tramandava, quindi è proprio bello trovarsi e è un segno della nostra identità e lo guardiamo con affetto e tenerezza. Cici ragazzi, viva l'amicizia, viva il 1° agosto! Tradizione che è nata proprio sul terraglio a Mogliano, ce lo racconta Nicola Marcato. Ogni anno in molte case e piazze del Veneto si rinnova un rito che affonda le sue radici nella leggenda e nella tradizione contadina. Il 1° agosto si beve a digiuno Dodei de Vin Bianco. L'usanza affonda le sue radici in una leggenda locale che risale al 1200. Si racconta che la regina d'Ungheria, Gertrude di Merania, colpita da una violenta febbre malarica durante il viaggio verso Venezia, fu ospitata nell'abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano. Le cure delle monache benedettine sembravano vane finché la badessa non tentò un rimedio estremo. Fece bere alla sovrana abbondante mosto d'uva bianca in fermentazione nei tini dell'abbazia. Le diede questo bicchiere di mosto d'uva di Sant'Anna e improvvisamente il miracolo, la regina guarì e da lì la tradizione di bere un'ombra il 1° agosto per guarire e stare bene tutto l'anno partì e si diffuse in tutto il Veneto. Miracolosamente la regina si riprese nel giro di pochi giorni. Può essere avvenuto qui il miracolo, se lo possiamo definire tale, o all'ospedale dei Battuti, che quanto dista da questo luogo? Siamo a 100 metri dall'ospedale dei Battuti, ma il complesso abbaziale era unico probabilmente in quel periodo, per cui sicuramente era un territorio tutto dell'abbazia. L'abbazia governava tutta la città, la badessa era emanazione dell'imperatore e governava tutta la città.
Da allora la leggenda del vino salvifico si diffuse tra la gente del posto, dando origine a una tradizione popolare che ancora oggi viene celebrata tra sorrisi, brindisi e un pizzico di magia. Mi sento già meglio. Così dunque da Mogliano torniamo nel veneziano. 7 proiettili da cannone sono ordigni bellici inesplosi rinvenuti questa mattina nel cantiere della casermetta napoleonica di Forte Marghera nel corso di alcuni scavi all'interno dell'area del cantiere. I responsabili della ditta che sta eseguendo l'intervento di ristrutturazione e riqualificazione hanno subito allertato comune e forze dell'ordine intervenute sul posto con una squadra di artificieri della Polizia di Stato e in seguito del Genio Militare dell'Esercito per analizzare e categorizzare i reperti bellici. Sul posto anche la polizia locale. E sempre in Laguna si alza il grido delle opposizioni, serve un piano del traffico in Laguna, dicono l'appello è quello poi del consigliere regionale Montanariello perché si affronti una volta per tutte la questione del moto ondoso. Con una risoluzione dello scorso marzo, il consigliere regionale Dem Montanariello, primo firmatario, ha chiesto alla giunta regionale di coinvolgere le autorità competenti per giungere quanto prima alla predisposizione di un piano di gestione del traffico nella laguna di Venezia, che limiti il moto ondoso con il suo potere distruttivo a danno di rive, fondamenta e palazzi. È stata presentata a fronte di un lavoro con 42 associazioni che storicamente il gruppo insieme si occupano di questo, è emerso che il problema del moto ondoso non può più essere rinviato. La risoluzione, sottoscritta anche dalle colleghe Camani, Bigon, Luisetto e Zottis, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale e ora, sottolinea Montanariello, la porteremo in Parlamento. È un cancro per la città perché arreca danni, vedevamo delle immagini ieri, a rive e pezzi della città che costano dopo sulla fiscalità generale milioni di euro, oltre al fatto che vieta entrando a gamba tesa nella quotidianità di chi intende vivere e praticare sport a Venezia piuttosto che una giornata tranquilla muovendosi per quelle che sono le abitudini in una città d'acqua. Una tradizione che si rinnova da quasi mezzo secolo è la Fiera di Santo Stefano di Concordia Sagittaria. Il fatto che queste imprese agricole, questi agricoltori, allevatori, questi addetti a questo comparto straordinario siano in grado di cogliere anche le opportunità che dà l'innovazione e la ricerca, insomma, è davvero un elemento di grande forza. Così l'assessore del Veneto Roberto Marcato all'inaugurazione nelle scorse ore della Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, presente fino al prossimo 4 agosto a Concordia Sagittaria. Quest'anno ci sono grosse novità anche sotto questo aspetto, quindi sono sempre più coinvolte tantissime ditte del settore agricolo. Perché? Perché la nostra economia qui a Concordia è prettamente agricola, quindi questo è un coronamento a quel lavoro, insomma, che i nostri agricoltori fanno nel territorio. Appuntamento atteso da tutta la comunità del Veneto orientale e non soltanto, per riflettere sulle sfide che il mondo agricolo è chiamato ad affrontare oggi, dal cambiamento climatico alla digitalizzazione, dal ricambio generazionale all'intelligenza artificiale applicata alla terra. Le potenzialità che ha oggi l'agricoltura con queste macchine sofisticate, con queste macchine con l'intelligenza artificiale che partono da sole, fanno quel che devono fare e ritornano al posto che sono partite. Questo è bellissimo e questo incentiva anche i giovani a avvicinarsi all'agricoltura. Questa è l'ultima notizia per l'edizione di Venezia dei telegiornali, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo, poi l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.